Buonasera amici appassionati di hockey pista, ben ritrovati dal Palea Ferrarin di Breganze, 24esima giornata del massimo campionato di Serie 1, ennesimo derby vicentino questa sera tra Breganze e Trissino. Andiamo a vedere quelli che sono i roster che potranno essere schierati in pista per le due compagini, partendo ovviamente dagli ospiti del Trissino, che potranno schierare col numero 11 Marco Vallortigara, con il 2 Diego Nicoletti, con il numero 4 Carlo Bertinato, con il numero 5 Alessandro Faccin, con il 3 Luca Di Qui Giovanni, con il 17 Xavier Rubio, con il 21 Alberto Greco, con il 77 Filippo Schiavo, con il 9 Lorenzo Bovo, con il 54 Adrià Català, e l'allenatore è il signor Manuel Perez Barcelo, mentre dall'altra parte risponde Diego Mir con Bruno Sgari, Andrea Della Valle, Mattia Cocco, Samuel Muglia, Eloy Michens, Gerard Tixido, quindi Stefano Del Santo, Lucas Martinez, Guido Sgaria e Fabio Mabilia. Gli arbitri saranno i signori Chelsea Alessandro e Paolo Moresco, mentre il cronometrista è il signor Gregory Palavan, arbitro ausiliario Alberto Fabris. Subito una defezione tra i giocatori del Trissino, non c'è infatti questa sera Formager, una pedina importante per la squadra di Barcelo, uno strappo in settimana lui impedisce stasera di essere con i suoi compagni, quindi sicuramente una partita tutta inserita per Trissino. Dall'altra parte un Breganze, dopo la sconfitta in casa, una partita tiratissima come è stata quella contro il Lodi, deve cercare subito il pronto riscatto, perché al terzo posto sono tutti lì che se la giocano e ogni partita è fondamentale. Andiamo a vedere intanto quelli che sono gli starting five. Intanto un tiro di Mattia Cocco che esce alla sinistra di Català, starting five con Rubio, quindi Nicoletti, Greco per quanto riguarda, e ovviamente Català in porta per quanto riguarda il Trissino, mentre per quanto riguarda il Breganze viene schierato il solito starting five, quindi con Mattia Cocco, quindi Michens, Martinez, Tixido, in porta ovviamente Bruno Sgaria. Andiamo a vedere però subito in cronaca diretta un tiro dalla distanza proprio di Xavier Rubio, esce dallo specchio della porta, quindi può ripartire e ridistendersi il Breganze, ci prova con lungo balaustra con Martinez, quindi Cocco ancora in velocità verso Tixido, dietro porta di Català. Tixido preferisce ricominciare da Michens, centro della pista, Michens però è chiuso molto bene da Xavier Rubio. Attenzione, Martinez fa tutto da solo davanti Català, niente da fare, tiro troppo centrale, può ridistendersi in velocità il Trissino, però la difesa del Breganze va subito a rischierarsi, niente da fare per l'attacco trissinese stasera in maglia bianca, mentre il Breganze con la solita maglia rosso e nera. Tixido intanto recupera pallina per il Breganze, prova a mettere subito in moto Michens, prova a cambiare di nuovo sponda, cercano di allargare le maglie del Trissino. Martinez, autore pochi istanti fa di una bella discesa proprio centrale nell'area di rigore del Trissino. Ancora Michens, prova ad accertarsi, Michens preferisce desistere anche perché è marcato molto stretto proprio da Alberto Greco, uno dei giovani giocatori promettenti di questo Trissino e della nazionale italiana. Intanto viene segnato il primo fallo di squadra a 22:58 alla fine del primo tempo, primo fallo di squadra per il Trissino. Sul punto di battuta vengono chiamati intanto i 3 metri regolamentari della difesa. Sul punto di battuta Mattia Cocco, pronti a ricevere sia Tixido sia Martinez. Martinez parte con il tiro subito sui gambali, però il rimpallo è favorevole al rossonero che fa ripartire Mattia Cocco. Quindi ancora per Michens, dietro Martinez, tiro di Martinez che però viene bloccato da Alessandro Faccin, era il quinto, sì, che prima mi era mancato, proprio Faccin in pista assieme a Greco, quindi con Nicoletti e Rubio completare lo starting five di mister Barcelo. Trissino che ha ospitato anche la Coppa Italia, di cui Breganze è detentrice proprio 2 settimane fa. Michens intanto dietro porta
scambia con Martinez, vede il posizionamento dei suoi, preferisce la sponda verso Mattia Cocco, Faccin tiene però dietro porta, adesso Nicoletti prendersi cura di Michans, studia la situazione, dietro ancora per Teixido, Martinez ancora prova ad accentrarsi, tenuto però molto bene, attenzione da Alessandro Greco, quindi Cocco, Michans, attenzione, 5 secondi alla fine dell'azione, prova a fare tutto da solo Martinez, era arrivato però troppo defilato, tiro che non impensierisce Català, attenzione in velocità, Savio Rubio sicuramente il più pericoloso dell'attacco dei bianco-azzurri, per lui si parla già di 25 reti in questa stagione, sicuramente un buon talento quello di Savio Rubio alla corte di Barcelo quest'anno. Nicoletti adesso al centro della pista, va a scambiare ancora con Rubio, pallina che però viene toccata proprio da Michans che riesce a togliere in maniera regolamentare con Martinez, tiro di Martinez centrale, ancora Català a respingere in due su Martinez. Cocco non ha un felice controllo e il Trissino può andare a recuperare pallina, 21 minuti alla fine del primo tempo, ancora 0-0, intanto Nicoletti una staffilata dalla distanza, l'ha vista proprio all'ultimo Sgaria che è riuscito comunque a metterci una pezza. Nicoletti adesso con il possesso di palla, marcato però da Mattia Cocco, ancora Nicoletti sono stati ex compagni di squadra anche nel Valdagno. Nicoletti ancora prova ad allargare il gioco verso Faccin, dietro palla verso Savio Rubio, ancora pallino del gioco e dell'attacco per il Trissino, intanto bellissima la girata proprio di Faccin, distinto Bruno Sgaria ma grande pericolo, Faccin si è liberato molto bene al centro dell'area del Breganze, tiro secco centrale e Bruno Sgaria non ha avuto difficoltà, ma un Trissino che ci sta provando, ovviamente ci prova dall'altra parte e grande respinta questa volta invece di Català che alza il guantone su pallina scagliata proprio da Michans, era stata anche ben indirizzata, distinto Català riesce a tirarla fuori dallo specchio della porta, siamo già però dall'altra parte con l'azione per il Trissino che prova con Faccin, quindi dietro per Savio Rubio, tiro di Rubio, trova questa volta proprio Greco, tanto provato per la deviazione volante Michans su Martinez, capisce tutto però Rubio che può ripartire per Trissino, dall'altra parte però viene chiuso per vie centrali, ci prova Nicoletti, ancora Savio Rubio, possesso di palla, centro della pista per lui, per l'attaccante di Trissino, quindi ancora Nicoletti, lungo balaustra marcato da Mattia Cocco, preferisce ricominciare ancora una volta da Rubio, viene portato dietro da Martinez che commette però il primo fallo di squadra del Breganze, troppa fretta adesso qui per Rubio, voleva sorprendere la difesa del Breganze e nessuno però era lì pronto per il tap-in. Adesso dall'altra parte attenzione al bel passaggio, al taglio di Nicoletti verso Faccin, Martinez ci mette una pezza proprio all'ultimo, ma un Trissino sicuramente pericoloso in queste prime fasi di questo primo tempo. Partita comunque molto piacevole, dei ritmi molto elevati. Secondo fallo di squadra intanto per Breganze, pallina che dovrà essere rimessa in gioco dal Trissino al limite dell'area di rigore. Savio Rubio sul punto di battuta, Nicoletti pronto a ricevere staffilate di Nicoletti, trova subito però Teixido, Martinez viene fermato in maniera irregolare e quindi secondo fallo di squadra anche per Trissino, quindi parità assoluta anche per quanto riguarda i falli di squadra. Adesso esce proprio Mattia Cocco, entra Stefano Dal Santo per il Breganze con Martinez, lungo balaustra per Michans, ancora Stefano Dal Santo, ancora lungo balaustra la squadra di Diego Mir, finta il tiro, Martinez preferisce chiedere sponda poi a Michans, il taglio di Dal Santo, respinto, pallina che rimane comunque nelle stecche rossonere, ancora con Martinez, centro della pista verso l'ala sinistra adesso della pista,
prova Martinez, ancora centropista per la squadra di... attenzione alla rete! Tiro centrale di Martinez, non proprio impeccabile, Adria Catala, e arriva così il vantaggio del Breganze al 7° minuto con Martinez. 1-0 Breganze. Tiro che sembrava piuttosto centrale, quello di Martinez, che arriva così a siglare la sua 31esima rete in questo campionato. Sappiamo già che Martinez ha firmato per Lodi, che quindi onorerà fino alla fine questa stagione di Breganze, poi sarà, come abbiamo letto dal quotidiano lombardo, sarà un giocatore del Lodi. Greco adesso in possesso di pallina per Trissino, vedremo adesso quale sarà la reazione della squadra di Barcellona. Ci prova adesso subito, appena visto uno spiraglio Greco, ha provato un tiro centrale. Michans in possesso di pallina per Breganze, viene portato però dietro porta, ancora Greco a marcarlo stretto. Prova a cambiare dall'altra parte con Texido Del Santo, ancora Michans. Michans, taglio per Stefano Del Santo, ma l'arbitro ha visto un fallo al centro dell'area. Difesa del Trissino che tende ovviamente molto ad arretrare nel momento in cui arriva a portare palla nei pressi dell'area. Il Breganze deve stare attento, quindi Trissino non farsi schiacciare in quest'area. Ovviamente adesso Breganze che può giocare in scioltezza, in vantaggio di una rete, anche se sappiamo una rete nell'hockey pista praticamente è nulla, con Samuele Muglia intanto è entrato in pista per la squadra di Diego Mir, quindi dentro Muglia al posto di Texido. Martinez intanto adesso lungo balaustra, Michans ora dietro per Del Santo. Muglia prova ad allargare dall'altra parte, Martinez in gran carriera, finta il tiro, vede uno spiraglio, questa volta bravo Catala centrale con il guantone sinistro, toglie pallina anche questo, un tiro centrale, mentre Nicoletti si posiziona dietro porta di Sgaria. Nicoletti, palla dietro per Rubio, prova Rubio per via laterale, ma a un certo punto si era trovato troppo sotto proprio il portiere Bruno Sgaria. Viene chiamato quindi il primo time out, questa volta sponda trissinese. Barcellona sicuramente vorrà dare qualche suggerimento per andare a riprendere questa partita. 15:51 alla fine del primo tempo, 1-0 il risultato qui al Palea Ferrarin grazie alla rete al 7° minuto proprio di Martinez. Andiamo a vedere quelle che sono anche le altre partite di questa Serie 1, 24esima giornata. Sappiamo quindi, siamo a 2 giornate dalla fine, c'è da recuperare non per il Breganze ma per le altre squadre ancora la 22esima giornata. Andiamo a vedere questa 24esima giornata con Bassano Vercelli, quindi le partite che vi stiamo trasmettendo questa sera: Breganze Trissino, Forte dei Marmi Scandiano, Tiene Sandrigo, Lodi Monza, poi ci sarebbe anche Sarzana Viareggio e Valdagno Follonica, ma le due partite non si giocheranno questa sera perché questa sera a Valdagno, al Palladino di Valdagno, c'è il big match del ritorno dei quarti di finale di World Skate European Cup tra Valdagno e Viareggio, dopo che all'andata la partita era finita sul 5-5, quindi sicuramente una partita importante. Attenzione intanto, tutto solo Michans, torniamo in cronaca diretta con il catalano che si era fatto tutta la pista, si era trovato a tu per tu. Attenzione intanto al taglio di Savio Rubio,
ci prova in velocità, Martinez allarga per Michels, palla però che non filtra, la blocca Nicoletti che riesce poi a lanciare in velocità proprio Faccin. E che cosa ha provato Faccin con il guantone, è riuscito ad alzarla sopra la traversa. Sgaria, altra bella occasione per la squadra trissinese, con adesso il Breganze che si ripropone in avanti. 15 minuti alla fine del primo tempo, 1-0 Breganze. Dal Santo con Michels adesso, sempre per vie centrali, Martinez va ad andare dietro porta, Martinez cerca il suggerimento di qualcuno, prova un improbabile alza e schiaccia, palla che si perde sul fondo senza creare nessun problema a Barcellona, scusatemi, a Català. Quindi Trissino, ora con Rubio, Nicoletti, prova il lungo balaustra, Nicoletti dietro porta ancora l'esperto difensore trissinese, prova il taglio per Greco. Faccin, possesso di pallina, lungo balaustra ancora per Nicoletti, prova in velocità a entrare Greco. Ultimi 4 secondi per concludere la partita, infatti viene scagliata la pallina che però poi trova i gambali di Dal Santo e quindi finiscono i 45 secondi necessari a concludere l'azione offensiva, e palla che dovrà essere rigiocata dal Breganze con sul punto di battuta Michels per Breganze. Rientra intanto in pista Gerard Teixido, proprio adesso in possesso di pallina. Teixido allarga verso Samuele Muglia in velocità, Stefano Dal Santo però viene affrontato da Faccin, lungo balaustra, preferisce tornare sui suoi passi, scarica ancora dietro verso Teixido, tutto chiuso, prova a riaprire ancora verso Dal Santo per la deviazione di Muglia, niente da fare, Faccin riesce a recuperare pallina per il Trissino che prova in velocità, Greco lungo balaustra, viene però subito marcato stretto proprio da Muglia, è costretto a ritornare sui suoi passi, quindi con Nicoletti ancora con Greco, prova il tiro Greco per cercare probabilmente una deviazione, pallina che giunge fino a Bruno Sgaria, di quale se ne libera, ma pallina che rimane ancora nelle stecche dei biancoazzurri del Trissino. Savi Rubio prova il taglio centrale, troppo trafficata l'area, prova ancora Muglia, alza e schiaccia Samuele Muglia, bellissima la rete dell'ex Viareggino, che arriva così a siglare la sua 17ª rete con un'alza e schiaccia di tutto rispetto. Samuele Muglia al 13°, quindi raddoppia per il Breganze, si porta così sul 2-0. Stagione per questo giocatore arrivato quest'anno sicuramente da incorniciare. Trissino adesso in possesso di pallina con Nicoletti, prova Savi Rubio, marcato stretto proprio da Michels, taglio centrale per Greco che arriva con un attimo di ritardo, riesce comunque a recuperare pallina ancora Faccin, pallina che si prova un tiro, trova le gambe proprio di Stefano Dal Santo in possesso palla, dietro ancora Michels, quindi Teixido prova a cercarsi lo spazio, viene per un attimo toccata pallina da Greco, Muglia preferisce tornare verso il centro della pista, Stefano Dal Santo interrompe per un attimo l'azione proprio Savi Rubio. Si riparte da Muglia, 5 secondi per concludere, prova adesso e ancora Samuele Muglia sul passaggio bellissimo di Michels, raddoppia Samuele Muglia. 3-0 il risultato qui al Pala Ferrarina quando mancano
11 minuti e 30 secondi alla fine del primo tempo, azione che si era sviluppata con un Michels che si era trovato la pallina a 3 secondi prima che scadesse il tempo necessario a concludere l'azione offensiva. È riuscito a fare un bel taglio per Muglia, che intanto era stato completamente dimenticato dalla difesa trissinese, e Muglia non sbaglia il 3-0, partita che diventa a questo punto molto difficile per Trissino da rimettere in piedi. Time out quindi che finisce questa volta sponda Breganze. Proprio era stata chiamata prima ancora della rete di Muglia. Trissino prova a ripartire con Savio Rubio, quindi Nicoletti, Faccin, centro della pista per la squadra di Barcellona. Savio Rubio, ancora Faccin che si posiziona dietro porta, preferisce lasciare però le redini del gioco proprio a Rubio. Faccin si porta al centro dell'area, Nicoletti prova a andare in velocità e a dare una mano, ma nel frattempo c'è stato il fallo di squadra centro dell'area, quindi terzo fallo di squadra per il Trissino, 3 anche quelli del Breganze. Muglia dietro verso Texido, ancora Muglia, Dal Santo, Texido che dà delle indicazioni, prova a chiamare lo schema per i suoi. Stefano Dal Santo per Texido, prova ad aprire il gioco. Intanto Mattia Cocco che è rientrato in pista per il Breganze. Si prova ancora in avanti, Greco, tiro di Greco fuori dallo specchio della porta. Mattia Cocco. Può ripartire Breganze con Muglia dietro Stefano Dal Santo, ancora Cocco, Muglia dietro ancora per Mattia Cocco, tiro dalla distanza proprio di Mattia Cocco, una difesa adesso che va, a zona per quanto riguarda il Trissino, con qualche ovviamente evidente difficoltà nel riuscire ad entrare per gli attaccanti del Breganze. Andiamo a vedere adesso, dopo questo time out, quella che è anche la classifica della Serie 1 dopo la 23esima giornata, che vede ormai la prima posizione una lotta a due tra Lodi a 54 punti e Forte dei Marmi a 52. Un gruppone invece in lotta per la terza piazza con Viareggio, Breganze e Valdagno a 43 punti. Segue quindi Sarzana 38, Trissino 34, Follonica 34. Fuori per il momento dei playoff Monza 28, Scandiano 27, Vercelli 19, Bassano 13. Sandrigo 9, tiene 6 punti con Sandrigo, Vercelli e Breganze, che hanno però una partita in più. Gioco che dovrà essere fatto iniziare proprio dal Trissino, che lo fa in questo momento con Diego Nicoletti, lungo balaustra. Prova ancora la squadra di Barcellona con Faccin, quindi adesso con Rubio. Greco marcato però da Dal Santo, attenzione alla pallina che intanto aveva cercato un taglio Greco verso Rubio, che comunque rimane in possesso di palla. Rubio ancora dietro porta, Faccin nel centro della pista per la squadra di Barcellona, prova a girarsi Greco, niente da fare, gioco di gambe, Martinez
Martinez per Del Santo, prova Texido, Del Santo ancora centropista, attenzione che c'è intanto il break di Rubio, pallina che rimane comunque nelle stecche rossonere con Cocco. Mattia Cocco scarica verso Martinez, ancora Texido in avanti, non riesce a intercettare palline Martinez, lo fa in questo momento, però poi il Trissino riesce a ripartire con Nicoletti, centrale, Facin si gira sulla visiera di Bruno Sgaria, si era girato in velocità, riuscendo quindi ad andare a conclusione della visiera di Bruno Sgaria. Si è sentito fin qui la botta della pallina, come direbbe un mio collega, della pallina vulcanizzata. Trissino che può adesso ripartire con Xavier Rubio, prova il tiro Rubio che viene respinto, ritorna comunque in possesso di pallina, bravissimo però Michans che nel frattempo è entrato in pista, no look per Martinez, tiro centrale di Martinez lungo balaustra, Nicoletti andare a riprendersi pallina che poi a un certo punto viene sbrogliata ma a favore di Cocco che la riprende, il capitano del Breganze scarica ancora verso Martinez, quindi Texido 7-23 alla fine del primo tempo con il risultato di 3-0 qui al Pala Ferrarin grazie alle reti al 7° minuto di Martinez e quindi la doppietta di Muglia al 13° e al 14°. Attenzione Texido adesso per il Braganza, prova un alza e schiaccia, pallina che gli rimane però un po' dietro, Greco in avanti, prova verso Facin in velocità, però c'è Michans che va a prendergliela molto bene la palla, ottimo lavoro di copertura per il giocatore catalano. Dall'altra parte siamo con Cocco, lungo balaustra, ancora Michans, Cocco, provano a scambiare i giocatori di Diego Mir, centropista, trovare Martinez, bello però il taglio, ancora una volta un altro assist proprio di Michans. Cocco prova ad allargare ancora per Michans, quindi Texido sempre lungo balaustra sinistra, quindi con Martinez. Viene chiamato intanto anche un time out sponda trissinese appena ce ne sarà la possibilità, con Nicoletti adesso possesso di pallina in avanti, Michans però riesce a bloccarla, quindi con Cocco, Texido dietro per ancora Michans, Martinez prova a cambiare il gioco ancora una volta verso Michans, torna a uomo intanto la difesa del Trissino. Martinez prova a fare tutto da solo, Martinez con la pallina che rimane lì e quindi viene bloccata poi dal portiere, quindi adesso si potrà andare al time out. Ricordiamo che da quest'anno è possibile chiamare 2 time out. Il primo time out può essere di 1 minuto, mentre un secondo time out può essere richiamato sempre dalla solita squadra, ma potrà essere solamente di 30 secondi. Questo quindi è l'ultimo time out che è possibile chiamare durante questo primo tempo. 5 minuti 32 secondi alla fine del primo tempo, risultato qui al Pala Ferrarin 3-0 per il Breganze grazie alle reti al 7° di Martinez, al 13° e 14°, doppietta di Samuele Muglia. Si fa sentire questa sera l'assenza di Formagé nella formazione trissinese, ricordiamo fuori per uno strappo, quindi uomini contatti per mister Barcelo. Dall'altra parte però grande determinazione da parte degli uomini di Diego Mir, andare subito a prendere palline del gioco e impostare il proprio gioco, arrivando dopo 7 minuti alla rete di Martinez, forse una disattenzione in quel caso però proprio di Adria Català, mentre le altre 2 reti di ottima fattura sono state siglate proprio da Muglia. Ma torniamo in cronaca diretta con il Trissino che ci prova ancora
Greco, tiro, intanto prova il tiro centrale, intanto in pista è entrato anche Filippo Schiavo per il Trissino. Savio Rubio riesce ad andare a prendersi pallina, attenzione al contropiede, Rubio verso a cercare Schiavo, nulla da fare in velocità. Teixido aveva provato il taglio verso Michans, pallina che però è stata intercettata da Greco. Greco, tiro centrale, Martinez tergiversa un po' con la pallina, si fa sotto per un attimo. Greco riesce a mantenere il possesso pallina, Martinez, Cocco, lungo balaustra per Teixido. Teixido chiama lo schema, quindi Martinez ancora al centro della pista per la squadra di Diego Mir. Si riposizionano in una difesa a zona ancora i giocatori del Trissino. Cocco dietro per Michans, 4 secondi, tiro di Michans centrale, nulla da fare. Martinez prova in seconda battuta, pallina che esce alla destra di Adria Català, quindi Trissino che può ricominciare con Nicoletti. Nicoletti dietro porta, non c'è nessuno però che possa ricevere passaggio se non appunto Rubio in questo momento. Si fa vedere anche Greco. Greco prova il tiro, ma Mattia Cocco era lì a marcarlo a un metro di distanza, quindi sporca pallina. Mattia Cocco adesso in possesso di palla proprio dietro porta. Catala, ancora Cocco, capitano del Breganze. Teixido, Martinez, ancora Cocco, provano il giro veloce per cercare di allargare le maglie i giocatori del Breganze. Prova ancora un taglio Teixido, Michans, pallina che però viene recuperata. Attenzione Michans, tanto che si è andato a prendere una pallina pazzesca proprio ai danni di Schiavo. Rubio però riesce a andare a riprendersi pallina, attenzione a Diego Nicoletti proprio sotto Bruno Sgaria. Ci mette una pezza proprio all'ultimo il portiere del Breganze. Ovviamente un Breganze che cerca di congelare il gioco in questo finale di primo tempo, un primo tempo che lo vede in vantaggio per 3-0, quindi un risultato più che buono per la squadra di Diego Mir. Prova un tentativo intanto di alza e schiaccia. Trissino invece dovrebbe cercare di accorciare i tempi per riuscire a trovare almeno una rete prima dello scadere della sirena di questo primo tempo per poter tentare poi l'assalto nel secondo tempo. Ci sta provando proprio questo momento con Diego Nicoletti. Diego Nicoletti tutto chiuso davanti, ancora prova ad aprire verso Greco, ancora Nicoletti. Savio Rubio, giro a 3 per la squadra di Barcelo. Nicoletti prova il taglio, capisce tutto però Mattia Cocco. Attenzione, 3 contro 2, arriva la palla di Martinez su suggerimento proprio di Teixido, questa volta con il contagiri gli mette una palla d'oro. Martinez però non riesce a infilarla alle spalle di Barcelo e quindi il risultato che non cambia, sempre 3-0 per il Breganze. Nicoletti adesso in possesso di pallina, viene affrontato da Martinez, ancora pressione sul portatore di palla da parte dei giocatori del Braganza, nonostante siano appunto in vantaggio. Infatti adesso Savio Rubio è costretto a cedere la pallina proprio a Martinez. Attenzione intanto al Michans e Martinez non si capiscono, prova a approfittarne proprio Greco, taglio centrale di Greco. Martinez adesso parte in velocità contro Nicoletti, agganciato Diego Nicoletti, aggancia Martinez, arriva il quarto fallo di squadra per Trissino, 4 anche quelli del Breganze. Siamo intanto entrati nell'ultimo minuto di gioco, 52 secondi ancora da giocare. Palla Ferrarina
con una punizione del limite dell'area con Mattia Cocco, quindi Michels, Teixido sul punto di battuta, Teixido, tiro che viene però sporcato, esce alla sinistra di Català, può essere quindi recuperato ancora da Rubio. Greco, ancora Savi Rubio, vediamo se Trissino vorrà andare al limite dei 45 secondi, ma attenzione al passaggio di Greco, viene subito recuperato Martinez in velocità, viene sporcata però la pallina Martinez che adesso le passa in avanti Michels, ultimi 10 secondi di gioco, Martinez, Teixido ancora dietro per Martinez, deve andare al tiro dalla distanza verso Mattia Cocco che però non riesce a girarsi e finisce qui il primo tempo tra Braganza e Trissino, con Braganza avanti 3-0 grazie alle reti. Settimo minuto di Martinez, al 13esimo di Muglia, il 14esimo ancora una volta di Muglia. Un secondo tempo dove capiremo se Trissino avrà la forza di poter andare a riprendersi il risultato, seppure sarà un gioco facile per Braganze. Noi ci vediamo tra poco.
però visto che su a 15 minuti da una roba che non fa investimento mia, perché se appena fuori a Madrid però non devi dare apposta e se no guarda che molti sia a Madrid quando si parla di sono altre istanze di Escorial se lì a 15 sembra un volo se 7 di mattina se arrivi alle 9 10 di la macchina 11 di sì lì ti fai il tuo giro di antenne ti vai vedere di Escorial ti mangi a fare. Olio, veramente. Catania era rimettere dove dovevo rimettere la macchina. Ben ritrovati quindi amici appassionati di hockey pista dal Pala Ferrarin di Breganze, 24esima giornata del massimo campionato di Serie 1, tutto pronto per il secondo tempo di Breganze Trissino con il Breganze che è avanti 3-0 sul Trissino grazie alle reti nel primo tempo di Martinez, Muglia il 13esimo e il 14esimo ancora doppietta per Muglia. E secondo tempo che è iniziato da qualche istante, andiamo a vedere gli starting five che per il Trissino sono abbastanza obbligati avendo Català in porta, quindi con Nicoletto e Rubio, Greco e Faccin, mentre per quanto riguarda il Breganze rimane in pista Muglia, quindi Michans, Martinez, Capitan Coco e quindi in porta ovviamente Bruno Sgaria. Vedremo in questo secondo tempo quale sarà, se ci sarà, la reazione del Trissino. Martinez intanto in possesso pallina adesso per il Breganze, pallina che gli viene però strappata molto bene da Rubio. Nicoletti ancora restituisce palla, ancora Savi Rubio prova in velocità un Trissino che sembra aver cominciato il secondo tempo con un po' più di piglio. Prova Greco che però la palla scivola proprio nel momento di dare potenza, pallina che si perde sul fondo. Breganze adesso che può ritornare a manovrare con Mattia Cocco, quindi Michans allarga per Muglia, quindi Martinez, ancora Michans viene però portato nell'angolo proprio da Faccina, ancora con Martinez, prova il tiro che però viene intercettato da Nicoletti. Greco dalla distanza trova però Michans, adesso si gira Michans in maniera molto elegante, esce dal suo centropista, si lamenta per un tocco di pattino, l'arbitro dice che si può proseguire. Faccina in possesso di pallina per Nicoletti, quindi Rubio ancora apre, ancora per Faccin, Greco, pressione sul portatore di palla portata dagli uomini di Diego Mir, tiro centrale di Greco, Muglia va a recuperare pallina, Michans prova a tornare verso il centro della pista il Breganze per riformulare le azioni d'attacco. Attenzione però perché il Trissino va a intercettare pallina benissimo, però Martinez va a togliere palla. Savi Rubio, Martinez prova il tiro che però viene sporcato mi pare da Greco, quindi Faccin adesso in possesso di pallina per Trissino. Faccin, tiro sopra la porta difesa da Sgaria,
pallina che si impena e quindi che dovrà essere rigiocata da Breganze. Michans per Breganze, 22 minuti alla fine del secondo tempo, sempre 3-0 il risultato. Palla Ferrarin, 24esima giornata del massimo campionato. Attenzione, Michans alza e schiaccia di Michans, fuori di un soffio dalla porta di Català. Ha provato un tocco alla Muglia, benissimo però Martinez, tiro di Martinez, però trova i gambali di Nicoletti, forse poteva allargare verso Muglia che stava sopraggiungendo, pallina che comunque rimane nelle stecche rossonere con Muglia che prova ad aprire, non ha un felice controllo. Martinez, Nicoletti subito in velocità verso Faccin, prova ad alzare e schiaccia anche Faccin, niente da fare, pallina che viene ripresa anzi dai breganzesi con Muglia. Adesso lungo balaustra, si posiziona al centropista, al centro dell'area. Martinez va a recuperarsi pallina, preferisce ricominciare ancora da Michans, quindi Martinez prova ad allargare adesso. Muglia, il taglio per Martinez che era un po' in ritardo, raddoppio di marcature per Martinez che riesce a liberare in qualche maniera Muglia, va a riprendersi pallina, però Trissino. Bella intanto il tiro proprio di Greco, dall'altra parte Martinez a tu per tu con Català. Greco che era stato liberato al tiro, molto bravo. Nicoletti non riesce però ad andare ad angolare la pallina, si era trovato praticamente solo un rigore al volo per Diego Nicoletti. Non è riuscito a metterla di giustezza alla sinistra di Sgaria e quindi risultato che non cambia, ma sicuramente un Trissino che sta provando qualcosa di più in questo secondo tempo per andare a recuperare appunto questo risultato che lo vede sotto per 3-0. Michans adesso per Breganze, Martinez prova a partire in velocità, Michans lungo balaustra, viene tenuto però lungo la sponda proprio da Rubio, si gira Michans, non riesce però ad andare oltre. Nicoletti va a riprendersi pallina, ancora Rubio, ancora dietro per Nicoletti, centro della pista, prova a ragionare il Trissino per portare pericolo dalle parti di Bruno Sgaria. Nicoletti, tiro di Nicoletti, trova però le gambe di Michans che riesce a rimanere in possesso di pallina. Comunque il difensore del Trissino dietro porta adesso per Trissino, Nicoletti che però all'ultimo gli mette la stecca proprio Michans che va a contrastarlo. Greco, attenzione perché perde pallina, Greco, Martinez, tiro centrale, questa volta Català non si fa sorprendere, pallina per Savi Rubio prova a fare tutto da solo, si porta però troppo esterno, troppo angolata la posizione per tentare la battuta verso la porta di Bruno Sgaria, quindi Mattia Cocco prova a fare tutto da solo, Cocco viene fermato regolarmente, quindi Trissino che si ripropone in avanti, prova bellissimo a Greco che si era trovato tutto solo alla sinistra proprio di Bruno Sgaria. Michans, Muglia, Dal Santo intanto entra in pista al posto del catalano, quindi Cocco, centro della pista per Breganze, 18 minuti e 17 secondi alla fine di questo secondo tempo, risultato che non cambia, sempre 3-0 per Breganze con Dal Santo in possesso di pallina, prova in velocità verso Mattia Cocco, quindi Muglia prova ad centrarsi, Muglia vede lungo balaustra Martinez, non trova però un compagno d'appoggio, prova il tiro dalla distanza a Cocco che viene toccato da Rubio. Rubio prova il tiro alla sinistra di Bruno Sgaria con il guantone, l'estremo difensore rossonero. Martinez adesso, Capitan Cocco. Aspetta Martinez dietro porta,
Stefano Dal Santo dal centro della pista ancora per Coco, lungo balaustra ancora per Muglia, autore di una doppietta. Sono quindi ben 18 le reti siglate in questa stagione per l'attaccante toscano. Tiro intanto dalla distanza di Dal Santo e sta affilata di Faccin, non altissima sopra la porta Bruno Sgaria. Molto bene però adesso Martinez a liberare Mattia Cocco, che preferisce però attendere Stefano Dal Santo, quindi Muglia ancora Cocco, lungo balaustra. Texido intanto entra in pista al posto proprio di Martinez, ovviamente una panchina del Braganza che è più lunga rispetto a quella del Trissino. Pochi i cambi in casa trissinese, con Greco, Faccin, quindi Rubio e Nicoletti quasi sempre in pista, tranne appunto pochissimo minutaggio di Filippo Schiavo. Trissino con Rubio, quindi prova ad aprire Nicoletti. Savi Rubio si libera il tiro, prova il taglio centrale, dall'altra parte provano la combinazione Faccin e Greco con Faccin, pallina che viene però intercettata dal Braganza con Mattia Cocco, quindi lungo balaustra per Stefano Dal Santo, dietro porta Teixido, dietro il catalano, ancora si ricomincia dal capitano, lungo balaustra, tiro di Mattia Cocco, respinto però da Adria Català. Che deve essere rigiocata dal Braganza e si ricomincia. Attenzione al taglio di Texido a trovare Muglia, però viene fermato proprio all'ultimo, quindi Nicoletti in possesso di palla per Trissino, dietro prova al limite dell'area Faccin, niente da fare, quindi Dal Santo supera adesso la metà pista, va a posizionarsi al centro, Muglia non riesce però a trovare posizione, quindi si può ridistendere il Trissino con Rubio dietro le porte di Sgaria. Mattia Cocco adesso va a riprendere pallina per il Braganze. Trissino che non riesce a trovare la rete che servirebbe per dare anche un po' di fiducia ai giocatori di Barcelo, per tentare di andare a recuperare le 3 reti di svantaggio attuali. Attenzione perché siamo già dall'altra parte con Muglia a tu per tu, pallina che rimane lì però ancora Samuele Muglia con Mattia Cocco che finisce a terra e viene fischiato anche il quinto fallo di squadra per il Trissino. Punizione quindi al limite dell'area per il Braganza con Texido sul punto di battuta con Cocco e Dal Santo, tiro improvviso di Dal Santo sulla ribattuta, pallina che rimbalza in faccia proprio a Diego Nicoletti. Viene fermato subito il gioco anche perché era stato chiamato un time out sponda trissinese. Quindi andiamo a riassumere quello che è la situazione qui al Pala Ferrarin quando mancano 14 minuti e 21 secondi alla fine del secondo tempo. Braganza in vantaggio 3-0 qui al Pala Ferrarin con le reti tutte siglate nel primo tempo, il 7° minuto da Martinez, al 13° da Samuele Muglia, che poi va a segno anche al 14° minuto per il 3-0. Nel secondo tempo invece nessuna rete è stata siglata da una parte o dall'altra, 5 i falli di squadra del Trissino, 4 invece i falli di squadra del Braganza. 14 minuti e 21 secondi ancora da giocare in questo secondo tempo, con un Trissino che fa fatica a trovare delle conclusioni dalle parti di Bruno Sgaria, qualche tentativo
e buona volontà ce le sta mettendo proprio i due giovani Greco e Faccin là davanti, che tentano di portare dei pericoli dalle porte di Bruno Sgarbi e tentare così di riaprire la partita, che al momento li vede sotto appunto di 3 reti. Ricordiamo che dopo questa partita Breganze sarà di scena per la 25esima giornata in quel di Sandrigo, turno invece decisamente più difficile per Trissino, che avrà un'altra trasferta, questa volta in terra toscana, ma contro il Forte dei Marmi, che è all'inseguimento disperato del Lodi, il quale, ricordo, non ha mai perso ed è venuto qui a vincere proprio 4-3 questa settimana, martedì, contro proprio il Breganze. Attenzione, Martinez che intanto è rientrato in pista per la squadra di Diego Mir, ma pallina che viene recuperata ancora da Faccin per il Trissino. Greco e Faccin, bella la tentativo di alza e schiaccia ancora di Faccin, che rimane in possesso di pallina del Santo, però lo marca, lo porta fuori area ancora per Faccin, che prova di taglio, niente da fare, pallina che si alza, finisce abbondantemente a lato, alla destra della porta, difesa da Bruno Sgarbi. Martinez in possesso di pallina, tiro centrale di Martinez, ma c'era stato un tocco di pattino proprio dello stesso. Si deve quindi ricominciare con una posizione già battuta. Nicoletti dietro ancora per Savio Rubio, lungo Baleaustra, affrontato e marcato da Texido ancora per Nicoletti, pallina centrale del Santos, tiene lì il giocatore trissinese che si lamenta. Greco era riuscito in qualche maniera a girarsi, ma non ad angolare la pallina per trovare lo specchio della porta breganzese. Lungo Baleaustra adesso per Martinez, quindi Texido, ancora Martinez, Mattia Cocco, tutto chiuso, preferisce tornare a chiedere aiuto a Martinez, quindi a Texido prova a girarsi, vede uno spiraglio, prova e traversa di Gerard Texido. Bello il tentativo del catalano, che era riuscito a trovare, a liberarsi uno spazio, e quindi subito il tiro, questa volta sfortunato il Breganze. Prova Savio Rubio, si fa tutta la pista, si va a posizionare dietro alla porta di Bruno Sgarbi, attende il piazzamento di suoi, affollata però l'area del Breganze. Greco, scusate, per Nicoletti, taglio per Faccin, che però non trova pallina che comunque rimane nelle stecche bianco-azzurre, con Nicoletti che prova a insistere, il taglio ancora questa volta viene però intercettato da Texido, che lancia in avanti Mattia Cocco. Pallina che torna dalle parti, Stefano Del Santo al centro della pista ancora per Mattia Cocco. Martinez viene tenuto però e marcato proprio da Faccin, costretto a scaricare verso Mattia Cocco che viene affrontato da Savio Rubio, scarica verso Martinez, quindi Texido, ancora Martinez che ritorna in possesso di pallina. Ultimi 8 secondi per concludere l'azione offensiva. Prova Martinez, tutto solo gioco di gambe, troppo solo però davanti a Català, era stato bravo però a liberarsi dall'altra parte, però Greco non ha un buon controllo, sarebbe stata un'occasionissima per la squadra del Trissino. Attenzione, intanto Michans rientra in pista al posto di Capitan Cocco per la squadra di Diego Mir, quindi viene chiamato il time out, questa volta sponda breganzese. Risultato che non cambia qui al Pala Ferrarin, sempre 3-0 il risultato grazie alle reti di Martinez e doppietta di Muglia. Secondo tempo a reti inviolate, 10:50 ancora da giocare, partita comunque sostanzialmente corretta, con 5 falli di squadra del Trissino, solamente 4 quelli del Breganze. L'andata, ricordiamo, giocata il 15 dicembre
finì 4-1 per il Breganze con doppietta di Martinez, Cocco e Muglia. Invece Savi Rubio è stata la rete siglata dal Trissino. Stasera si fa sentire particolarmente l'assenza dalla parte di Trissino, appunto dell'attaccante Formagé. Per lui ben 20 reti in questa stagione, 25 invece il capocannoniere del Trissino Savi Rubio, poi Nicoletti con 16, quindi Faccin e Greco con 7 reti a testa e Carlo Bertinato con 5 reti. Anche Carlo Bertinato, nonostante sia referto, non l'abbiamo mai visto scendere in pista questa sera. Sponda invece Breganze, Martinez guida la classifica dei marcatori con 31 reti, Michans 25, quindi Muglia 18, Texido 15, Cocco 12. Guido Sgaria con 4, Del Santo e Dalla Valle con una rete in questa stagione. Torniamo in cronaca diretta però con Nicoletti, prova il taglio, pallina che viene recuperata ancora da Texido, lungo balaustra. Texido viene affrontato molto bene da Greco che riesce ad andare a togliere pallina. Greco che prova il taglio per Faccin, Michans intuisce tutto. Molto bella la prestazione questa sera del catalano, soprattutto in fase difensiva per Eloy Michans e anche come assist man. Martinez dietro porta di Català ancora per Texido, Stefano Del Santo, Martinez e Michans, prova il tiro Michans, trova però le lunghe leve di Diego Nicoletti. Texido butta in avanti la palla per i 5 secondi di antigioco, per evitare i 5 secondi di antigioco, e pallina quindi che può essere recuperata facilmente dal Trissino con Rubio fuori dallo specchio della porta. Va a riprendersi pallina ancora Michans per Texido fuori dallo specchio della porta, pallina che comunque rimane lì e arriva il fallo di squadra, era probabilmente scivolata proprio Greco su Del Santo, e sesto fallo di squadra del Trissino. Martinez ancora lungo balaustra inseguito da Faccin, Martinez però riesce ad andare fino in fondo anche se poi non riesce ad andare al tiro. Greco ci prova, Stefano Del Santo, Michans in raddoppio riesce ad andare a togliergli pallina in avanti per Martinez. Tentativo di alza e schiaccia, niente da fare, Martinez ci sta provando. Attenzione alla pallina che rimane lì, Faccin tutto solo e sigla la rete del 3-1. Faccin trovato tutto solo davanti a Bruno Sgaria, non fallisce la rete del 3-1. Alessandro Faccin che sigla così la sua 8ª rete in questa stagione. 8 minuti 32 secondi alla fine di questo secondo tempo e accorcia le distanze, quindi Trissino. Martinez, Texido, Michans dietro per Stefano Del Santo. Texido prova per vie centrali, entra ma questa volta fa buona guardia. Attenzione perché intanto rimane a terra un giocatore probabilmente colpito in maniera involontaria da una stecca, lo fanno notare subito Català e Del Santo. Tanto rientra in pista anche Filippo Schiavo per il Trissino. Faccin intanto si rialza in piedi,
nulla di grave quindi per il giocatore trissinese. Facin dietro ancora per Rubio, tiro di Rubio, che il pallina che rimane lì con Teixido. Raddoppio però sul portatore di palla, Trissino che riesce da strappare pallina Nicoletti, prova alza e schiaccia di Nicoletti, era riuscito in qualche maniera anche a colpire palla, nulla da fare per il difensore bianco-azzurro. Dall'altra parte intanto Michans va a colpire però la stecca proprio di Schiavo. Ancora Michans al centro della pista, Martinez, intanto rientra Mattia Cocco al posto di Teixido per il Breganze. Michans prova a fare tutto da solo, Michans viene fermato al limite dell'area. Quindi settimo fallo di squadra per il Trissino e quindi anche secondo time out per il Trissino di questo secondo tempo, dopo la rete quindi siglata da Facin. Adesso 6 minuti e 53 secondi tutti da vivere qui alla Pala Ferrarin, con il Trissino che sicuramente cercherà di andare a spingere per riuscire a trovare la rete del 3-2 per poi provare l'assalto finale per andare a riprendersi questa partita. Tutte nel primo tempo invece le rete del Breganze. Trissino che lo troviamo come il nono, anzi, attacco della Serie 1, terzo invece quello del Breganze. Trissino che ha sempre fatto invece della difesa la sua arma migliore, con appena 67 le reti subite, la quarta difesa della Serie 1. A confronto il Breganze ne ha subite 77 ed è la sesta difesa del campionato. Tutto pronto per la battuta di questa punizione. Michans riceve pallina da Cocco, Michans e sigla la rete del 4-1. Eloy Michans su suggerimento di Mattia Cocco. Michans si sposta verso il centro dell'area, fa partire una staffilata che si infila nell'incrocio alla destra di Adria Català e sigla così il 4-1. (4-1) è il risultato quindi qui al Pala Ferrarin, quando mancano 6 minuti alla fine, 6 minuti e 30 secondi alla fine del secondo tempo. Stefano Del Santo prova ad andare lungo Balaustra, Del Santo dietro per Mattia Cocco, ora Michans, Del Santo, Martinez, prova ancora la discesa, Michans, prova un taglio centrale con una deviazione di Nicoletti che per poco non andava a ingannare Adria Català, pallina che esce dallo specchio della porta, attenzione, prova a fare tutto solo Rubio, arriva fino in fondo, non riesce poi a indirizzare pallina alle spalle della porta di Bruno Sgaria. Michans adesso al centro della pista con Mattia Cocco, ora Martinez al centro della pista, squadra di Diego Mir che è andata subito in rete dopo la rete di Facin e così in pratica andando a precludere un'eventuale rincorsa al pareggio. Muglia adesso in pista, se non altro da un punto di vista morale è stato un brutto colpo per la squadra di Manuel Barceló. (5 minuti e 8 secondi alla fine del secondo tempo). 4-1 il risultato che il Pala Ferrarin per il Breganze, con Greco che intanto è entrato in pista.
Greco prova il taglio, pallina che viene intercettata da Mattia Cocco, quindi Diego Nicoletti, ancora Alessandro Faccin, ancora Nicoletti, prova ad andare verso Greco tutto solo, prova davanti, buttare pallina e sorprendere tra il palo e il portiere, buona guardia di Bruno Sgaria. Mattia Cocco ancora per Muglia, dietro in velocità Michans, ancora Muglia, Martinez, Muglia, dietro ancora porta di Adria Català con Martinez, Mattia Cocco, tiro dalla distanza di Mattia Cocco, la deviazione all'ultimo proprio di Diego Nicoletti, pallina che si alza sopra la traversa. L'arbitro dice che si deve riprendere con una punizione per il Trissino, quindi Trissino che riparte con Diego Nicoletti. Greco, tutto solo Greco, esterno della rete, aveva dato per un attimo l'illusione del gol Michans. Ovviamente adesso Braganza che cercherà di addormentare la partita per questi ultimi 3 minuti e 45 secondi. Prova generosamente in avanti anche Faccina, andare a portare un po' di pressione sul portatore di palla con Mattia Cocco, intanto allarga verso Michans, lungo balaustra per Muglia, possesso di palla, si fa mezza pista, poi scarica verso Martinez, si va quindi al limite di 45 secondi, Muglia, tiro di Muglia però stringe troppo l'angolo, pallina che esce abbondantemente dalla destra di Català, intanto si prova Nicoletti, un tiro dalla distanza intercettato però da Muglia, prova il taglio, non gli riesce, poi la pallina che gli viene tolta dai difensori del Trissino, attenzione Greco in velocità, quindi Faccina, ancora prova Nicoletti, finta il tiro, Martinez recupera pallina per il Braganza con Michans. Michans preferisce allargare verso Mattia Cocco, quindi Martinez, ancora Muglia dietro per Cocco, ancora Martinez, Muglia dietro porta di Català, riceve il passaggio di ritorno di Martinez, sempre Muglia, siamo ormai agli ultimi 10 secondi. Martinez prova a trovarsi davanti a Català, niente da fare, quindi Nicoletti, tiro di Nicoletti che si impenna, finisce nell'angolo dove esce molto bene ancora Eloy Michans. Martinez preferisce però tornare verso il centro della pista, 1 minuto 45 secondi da giocare, quindi ultimi 100 secondi di questa partita che vede il Braganza avanti 4-1. Attenzione intanto alla pallina, Greco che per un attimo era riuscito a strappare pallina, capitano Cocco che si era un attimo distratto, Muglia riesce a giocare con la stecca e la pallina, poi prova un tiro al volo, pallina che esce sopra la traversa ancora di Català. Rubio per il Trissino, prova a fare tutto da solo, però troppo trafficata l'area del Braganza. Greco che sigla in velocità la rete del 4-2 al 24esimo. Alberto Greco sigla la rete del 4-2, quindi si trova l'ottava rete anche lui di questa stagione, proprio come Faccin. Come si diceva appunto, due giovani promesse, anzi due realtà ormai di questo hockey trissinese nazionale. Alessandro Faccin e Alberto Greco. 53 secondi alla fine. Intanto viene siglato un altro fallo di squadra, il quinto questa volta per il Braganza, 7 invece
quelli del Trissino. Siamo entrati ormai nell'ultimo minuto di gioco qui al Pala Ferrarin. Partita ormai che si avvia quindi alla conclusione sul risultato di 4-2. Si prova ancora ad andare a liberarsi al tiro Greco. Muglia intanto in possesso di pallina. Michans, lungo Balaustra, pallina che però viene recuperata dal difensore trissinese, quindi Nicoletti verso Rubio che va al tiro, pallina che viene respinta. Ottavo fallo di squadra del Trissino, quindi ultimi secondi di gioco e partita che finisce in questo momento. Vince il Breganze per 4-2 sul Trissino. Nel primo tempo le reti di Martinez per l'1-0 al 7° minuto, al 13° Muglia, al 14° ancora Muglia, quindi Faccin per il 3-1, arriva subito per il 4-1 di Michans al 19°, quindi al 24° Greco sigla il 4-2 per il Trissino. Partita tutto sommato corretta e tutto sommato anche giusta nel risultato, sicuramente molto meglio Breganze nel primo tempo. Trissino che ha tentato di rendersi pericoloso soprattutto grazie ai due che poi hanno anche siglato le reti, quindi Faccin e Greco. Si è sentita ovviamente la mancanza di Formage, quindi un risultato che ci sembra giusto, quella della 24esima giornata del massimo campionato di Serie 1. Per quanto riguarda quindi, come si diceva, Trissino dovrà andarsene a giocare contro il Forte dei Marmi la settimana prossima, mentre il Breganze andrà in quel di Sandriga. Noi ci ritroveremo qui al Pala Ferrarin per l'ultima giornata proprio contro il Monza. Per il momento quindi da Studio 7 HD e da Flavio Zattera e Ivo Peretto una più cordiale buonasera.